Bentrovati, sono Ugo Nicosia, docente di Fondazione Italiana Sommelier Bibenda. Nella nostra consueta passeggiata sul vulcano Etna, oggi andiamo da Tenuta Ferrata. Siamo a Castiglione di Sicilia, nelle contrade Moscamento, Caristia e Fossa San Marco. 90 ettari più o meno a 650 metri sul livello del mare, in un contesto meraviglioso, immerso nei noccioleti, in mezzo a caseggiati, una bellissima villa onirica ed un palmento dell'Ottocento. È qui che la famiglia Virlinzi inizia il progetto intorno agli anni 90. Tutto nasce con il commercio del ferro che poi diventa un marchio di questa azienda. Curiosamente la linea ferrata della Circumetnea passa esattamente attraverso i vigneti, da qui Tenuta Ferrata. Il progetto inizialmente non doveva vertere sul vigneto, pensate, doveva essere un campo da golf. Poi invece negli anni il progetto cambia fino a quando nel 2017 vengono prodotte alcune bottiglie da bere con gli amici. Nel 2019 le prime vendite. Grande attenzione anche per quanto riguarda le etichette ed è Sdrina Virlinzi, Sandrina, che disegna le etichette con delle ispirazioni che possono essere sia cinematografiche che letterarie. 5 i vini prodotti in questo momento. Oggi assaggiamo Ceneris 2022, un blend per l'80% di caricante con un 20% di catarratto. Questo Ceneris 2022 si presenta molto luminoso, di un colore giallo paglierino tipico del carricante. Questo vino non fa legno e infatti la delicatezza dei suoi profumi è particolarmente evidente, con delle note di mela, di pesca bianca, di sorbo, di erbette aromatiche. Molto equilibrato e piacevole al palato, fa salivare parecchio, segno di una grandissima acidità e di una importante nota minerale. Lo trovo perfetto in abbinamento con i crostacei crudi, con i formaggi freschi, ma anche con quelli stagionati. E come diceva Goethe, la vita è troppo breve per bere vini mediocri.